Allora, oggi, giovedì 17 dicembre 2015, verso le ore 11, ci siamo recati in Viale Matteotti per vedere com'è la situazione del traffico, oggi che è giornata di mercato in centro storico. Come vedete, il traffico è fluido, non ci sono code in Viale Matteotti in entrambi i sensi di marcia. E adesso vedrete anche la situazione presso la rotatore di Sant'Agnese, traffico fluido, le macchine passano agevolmente senza alcun problema. Ecco qui siamo di nuovo in Viale Matteotti, come potete vedere non ci sono le code degli altri giorni in ingresso verso il centro storico. Traffico è fluido. Questa qui invece è Borgo Sant'Agnese, traffico praticamente assente, addirittura c'è un ciclista che attraversa la strada sulle strisce pedonali, un'impresa che sarebbe stata impossibile negli altri giorni quando c'era un traffico veramente infernale. Ecco qui non ci sono macchine, qui invece siamo in via Bon, è appena ripartita una corriera di linea, non c'è traffico, il traffico è particolarmente fluido. Ecco, sta imboccando la rotonda di Sant'Agnese senza alcuna difficoltà. Ecco un'altra inquadratura della rotatore di Sant'Agnese, come vedete il traffico è fluido, non ci sono code. Adesso però facciamo una zoomata verso l'incrocio tra via Bon, Borgo San Giovanni. Ecco, qui è il famoso collo di bottiglia che si viene a creare a causa di un passaggio ciclopedonale che rallenta il flusso delle auto. Ecco, praticamente il traffico va avanti a singhiozzo perché questo passaggio non è regolamentato da un semaforo, quindi qualunque pedone o ciclista può fermare il traffico avendo la precedenza sulle strisce pedonali. Ecco qui. Ecco qui, ecco un'altra inquadratura. Allora oggi abbiamo incontrato anche l'assessore ai lavori pubblici e ci ha detto che con la prossima realizzazione di una rotatoria in questo punto verrà eliminato quel passaggio ciclopedonale che avete appena visto. Esisterà unicamente un passaggio pedonale, quello successivo all'incrocio. Ciò dovrebbe agevolare il deflusso dei veicoli. Verrà creata anche una doppia corsia, il marciapiede che qui vedete verrà accorciato e si creeranno due corsie, una riservata a coloro che devono svoltare a destra verso l'ospedale e l'altra invece per coloro che devono proseguire dritti andando o in centro storico oppure in via Manin.